amici, buona giornata a tutti dalla redazione di Media News TV Europe. Siamo ormai alle porte della nuova stagione turistica targata 2019 e si avvicina sempre più l'appuntamento davvero importante a carattere internazionale del Sud Sardegna. Stiamo parlando naturalmente del Girotondo 2019 giunto alla sua 17ª edizione che si svolge nella bellissima e sempre più affascinante isola di San Pietro. Un'occasione turistica da non perdere dal 30 maggio al 2 giugno per scoprire i migliori itinerari della perla del sud-ovest. L'isola di San Pietro e la sua Carloforte, non solo sotto l'aspetto naturalistico ma anche sotto il profilo enogastronomico, in quanto divenuta capitale mondiale del tonno di corsa. Meraviglioso alla scoperta di calette, spiagge, grotte, scogliere uniche nel mare meraviglioso e incontaminato di una piccola isola del Mediterraneo affacciata sulle coste della Sardegna. L'evento internazionale del Girotondo 2019 partirà giovedì 30 maggio con la presentazione dell'evento con tutti i numerosi protagonisti e partecipanti alla gara enogastronomica che vede in primo piano il tonno più pregiato al mondo. Sarà il sindaco Salvatore Puggioni in persona con i suoi più stretti collaboratori ad aprire la rassegna. Non mancheranno certamente gli appuntamenti con lo spettacolo. Girotondo Live Show aprirà, come si suol dire, le danze, una festa sotto le stelle, un DJ set che farà ballare tutta l'isola. Direttamente da Radio M2O sbarcano a Carloforte Provenzano DJ e Sandro Beat che suoneranno venerdì 31 maggio sul palco di Corso Battellieri. Sabato 1 giugno sarà la volta invece di una grande artista dell'anima sarda. Bianca Azzei sbarca a Carloforte per un concerto gratuito assolutamente da non perdere per tutti i suoi fan. Famous.
Alla scoperta dell'isola di San Pietro segnaliamo 4 appuntamenti importanti negli itinerari dedicati a grandi e piccini per conoscere gli angoli più belli di Carloforte. Si comincia giovedì 30 maggio con la rassegna Carloforte tra passato e fiction, il 31 maggio con le Vie del Sale, proseguendo poi il 31 maggio con Sampè, Flora Investigation e per finire gli appuntamenti il 1 giugno con Pai Carruggi du Paise. Segnaliamo inoltre i vari percorsi trekking alla scoperta delle meraviglie dell'isola di San Pietro. Imperdibili gli itinerari del girotonno. La splendida Cala Vinagra, un fiordo naturale dove si torna indietro nel tempo con un mare cristallino, la passeggiata e l'aperitivo in un tramonto mozzafiato degustando vini dell'isola, oltre ad escursioni speciali in Land Rover negli scenari spettacolari di Calafico e Caporosso. Amici, quest'anno la giuria tecnica del Girotono 2019 sarà formata da esperti professionisti del mondo enogastronomico. Per la prima volta a Carloforte arriva Roberta Garibaldi, docente universitaria e regista di molteplici progetti applicati in tutta Europa e ambasciatrice per l'Italia della World Food Travel Association. Torna a Carloforte Marzia Roncacci, bravissima giornalista del TG2 e conduttrice della trasmissione TG2 Italia, in onda sempre su Rai 2. Per la bella e affascinante conduttrice tanti i premi ottenuti nella sua lunga carriera, tra i quali segnaliamo il premio Personalità Europea 2013 e il premio Donne per la Comunicazione. Per la prima volta a Carloforte nella giuria tecnica anche Gigi e Clara Padovani. Sono la coppia fondente del food writing italiano. I loro libri sono stati infatti pubblicati e tradotti in tutto il mondo. Immancabile a Carloforte torna anche quest'anno il grande Roberto Giacobbo, sempre in giro per il mondo il bravo giornalista e documentarista con il suo nuovo programma Freedom Oltre il confine racconta su Rete 4 le meraviglie della natura e della storia. Cari amici, a presiedere la giuria tecnica della Tuna Competition 2019 sull'isola di San Pietro un grande amico del girotonno ed esperto nel mondo enogastronomico, lo chef attore Andy Luoto. E a presentare la 17ª edizione della rassegna internazionale nell'isola di San Pietro uno dei conduttori più amati della TV italiana, Federico 40, protagonista di Linea Verde su Rai 1 e voce storica della trasmissione Decander su Radio 2. Al suo fianco, sul palco di Carloforte, Ilenia Totino, volto di Sport Italia TV. Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più. Accendilo tu questo sole che è spento,
L'amore lo sai, scioglie i cuori di ghiaccio, che sarà di me se perdo anche te, se perdo anche te. La vita non è stare al mondo 100 anni se non hai amato mai. Amare non è stare insieme a una donna, ci vuol più, molto di più. Accendilo tu, questo sole che è spento, la vita di un uomo sta in... Cari amici, vi diamo così appuntamento alla 17ª edizione di Girotondo 2019, che vede ogni anno 100.000 visitatori nell'arco di 4 giorni, 60 espositori provenienti da tutta Italia e 40 giornalisti accreditati da tutto il mondo, regalando uno spettacolo fantastico per una rassegna internazionale unica ed affascinante nello splendido scenario della perla del sud-ovest della Sardegna, l'isola di San Pietro. Grazie per la cortese attenzione da Renato Scaru e dalla redazione giornalistica di Media News TV Europe. A tutti voi la più cordiale buona giornata.